Presidente, allora è dunque Trump vince queste elezioni nel 2024. Sì, ha stravinto il presidente Trump e a differenza del 2016 quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Il tema adesso forse che riguarda più l'Europa, l'Italia e anche il Veneto è quello di questi dazi commerciali che lui ha lasciato intendere che applicherà, si parla di un dazio del 20% sui prodotti esteri. Ma capiremo poi quello che accadrà. Certo è che molte aspettative rispetto alla politica del presidente Trump ce le abbiamo relativamente alla guerra in Ucraina che rischia di diventare il nostro Afghanistan europeo, alla guerra in Medio Oriente e agli altri focolai di guerra nel mondo, ce ne sono 60. Dall'altro il presidente Trump si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto guerre e porta la pace. Lei pensa che possa essere l'ago della bilancia per questi scenari di guerra internazionale? Beh, decisamente sì. Immaginare di vedere gli Stati Uniti che dialogano con la Cina per chiudere le partite dei focolai di guerra è uno scenario che non è distante dalla realtà, è uno scenario però che si deve è uno scenario però che si deve attuare da subito. Va anche ricordato che il presidente Trump guadagna 5 milioni di voti in più rispetto a Kamala Harris e ricordiamo che quando corse contro Biden ne perse 6 milioni. Sul rapporto con la Cina c'è qualcuno che è un po' più pessimista perché proprio sui dazi Trump parlava addirittura del 60%, qualche analista economico dice che si potrebbe scatenare una guerra economica a livello mondiale. Ma guardi, l'economia è globale, il mondo è iperconnesso, è molto più piccolo di quello che conoscevamo noi, lo sarà sempre di più. Penso che ragionare ancora come frontiere non ci aiuti. Ovvio che bisogna difendere fino in fondo i mercati affinché non ci siano concorrenze sleali o dumping dati magari da sfruttamento di lavoratori o da non rispetto delle regole ambientali nelle produzioni, cosa che accade. Teme per il Veneto qualche settore che vive anche di esportazioni con gli Stati Uniti? Ma guardi, noi preoccupazioni ne abbiamo sempre storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno e ovviamente coscienti del fatto che debbano avere al loro fianco un governo che li difende.